Ieri sera il ministro per gli affari regionali Erika Stefani ha portato al Consiglio dei Ministri la bozza sull'autonomia, rassicurazioni al Premier Conte che ha garantito l'impegno, ma manca ancora un sì definitivo. Un sistema di appalti truccati radicato nel Triveneto ed esteso in tutto il territorio nazionale è quanto emerso dalla maxi inchiesta della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia, perquisizione anche in diverse società venete. Sarebbero 6 casi sospetti di morte per il batterio killer in alcuni ospedali veneti, a questi se ne aggiungono altri 2 in Emilia Romagna, ispettori delle cardiochirurgie. Portale a Casale di Scodosi, anziano esce di strada con l'auto, l'uomo 85enne avrebbe cercato di raggiungere la strada per chiedere aiuto alle automobili di passaggio, poi la morte. Nel caso in cui il proprietario sia indigente, le spese veterinarie per l'animale di compagnia le paga la regione. Si parte nell'ULSS 2 a Treviso, ma Zaia ha annunciato che l'anno prossimo sarà esteso a tutto il Veneto. 66 euro di multa al papà di un bimbo di 4 anni che girava con il suo monopattino in piazza San Marco, dove secondo il regolamento comunale è vietato muoversi con quei mezzi. Il giorno della festa della salute, il monito del patriarca Moraglia, Venezia ricordi la sua tradizione di accoglienza e di rispetto per la diversità, in un tempo di forte conflittualità, individualismo e indifferenza. E buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Dunque, in prima pagina avete sentito ancora il tema dell'autonomia, come aveva anticipato ai nostri microfoni il ministro Stefani ha presentato al Consiglio dei Ministri di ieri sera la bozza sull'autonomia. Il Premier Conte ha garantito l'impegno, ha spiegato Stefani, su questo tra poco anche il commento del governatore Luca Zaia, ma poi c'è anche l'impegno, fa sapere dal Movimento 5 Stelle, con il deputato bellunese D'Inca, proprio per un riconoscimento di maggiore autonomia anche alla zona del Bellunese. In Consiglio dei Ministri ho chiesto un impegno preciso e tempi celeri per la firma dell'intesa con il Veneto. Il Premier Conte ha garantito personalmente e questo è un segnale chiaro dell'importanza che questa partita ha per il governo. Ora ricomincia il mio pressing e dobbiamo dare presto una risposta concreta alle legittime istanze di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Così il Ministro per gli affari regionali Erika Stefani dopo il Consiglio dei Ministri di ieri, dove l'esponente leghista ha portato sul tavolo la bozza dell'intesa sull'autonomia. Il Ministro ha voluto accelerare i tempi dopo che il Vice Premier Salvini aveva parlato del documento in Consiglio dei Ministri entro l'autunno. Il Ministro Stefani è stata strepitosa e lo è anche perché ha presentato il progetto del Veneto già il 2 ottobre. La Lega c'è, lo vota questo progetto subito senza nessun problema, i 5 Stelle devono solo dire al mondo intero se lo vogliono portare avanti oppure no, evitiamo che diventi un'agonia. Rassicurazioni e l'impegno del Premier Conte, anche se al momento manca una data certa, ma il governatore Zaia non crede che vi sia il rischio di un nulla di fatto e di un passo indietro degli esponenti del Movimento 5 Stelle. I 5 Stelle hanno sostenuto il referendum in Veneto, hanno ammesso nel contratto di governo l'autonomia e l'ha messa anche nel DEF. Si cita sempre il contratto di governo, guarda caso qui c'è scritto autonomia. Positive anche le dichiarazioni del sottosegretario Stefano Buffagni, esponente dei 5 Stelle. Io sono concorde con Salvini, credo che ci sia la possibilità di avere una preintesa in tempi ragionevoli. L'obiettivo, ha concluso Buffagni, è quello di farlo il prima possibile, un'accelerazione che auspica anche il governatore veneto. Si è parlato dell'autunno e l'autunno deve essere. E poi c'è l'osservatorio del Nord-Est che dice che Luca Zaia è il politico più amato in questo territorio, batte anche il leader nazionale Salvini. Luca Zaia è l'uomo da non perdere, i veneti non sono disposti a vederlo andare a Roma, lo vogliono qui nella nostra regione. A stabilirlo l'analisi di Demos, insomma il governatore è sempre più riferimento condiviso in Veneto. Il presidente, infatti, nell'indicazione che emerge dai dati pubblicati oggi all'interno dell'osservatorio sul nord-est, ha ottenuto ben il 76% dei giudizi positivi. È la personalità più apprezzata. Lo seguono i vertici del governo giallo-verde, il vice premier Salvini con il 71%, il presidente del Consiglio Conte con il 62% e l'altro vice Di Maio con il 50%, in calo di consensi insieme ad altri 2 esponenti pentastellati, lo stesso premier e Beppe Grillo. Mentre Renzi si ferma al 18%. Ad aumentare in maniera consistente è solo il gradimento riservato a Luca Zaia che rispetto a prima ha visto crescere il consenso di ben 7 punti percentuali. Luca Zaia, soprattutto in occasione del maltempo delle scorse settimane, si è messo al centro del coordinamento della gestione della crisi, sempre operativo, giubbotto della protezione civile addosso, non ha mai mollato le popolazioni in quei terribili giorni,
Non solo, ma lui stesso è stato la voce del grido dei dolori dei bellunesi e si è fatto promotore e garante di una raccolta fondi dedicata attraverso un conto corrente regionale ed è diventato così l'uomo a cui i veneti guardano oltre ogni altra posizione ideologica. Tra gli elettori della Lega il gradimento è quasi unanime, il 92%, ma raggiunge il 77% tra i sostenitori di Forza Italia e il 66% tra quelli del Movimento 5 Stelle. Già la maxi inchiesta della Guardia di Finanza che parte dal Friuli Venezia Giulia, appalti truccati per 1 miliardo in tutto il territorio nazionale, ci sono 100 indagati. È un gruppo di imprese del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, il nocciolo duro di aziende sulle quali sta indagando la Guardia di Finanza per un radicato giro di appalti truccati del valore di oltre 1 miliardo di euro esteso a quasi tutto il territorio nazionale. Le gare per l'affidamento di opere pubbliche sotto indagine riguardano la manutenzione e costruzione di varie infrastrutture. L'inchiesta è partita da un cantiere per la sistemazione del centrale Corso Italia Gorizia e poi si è estesa nel Triveneto e in altre regioni italiane, in tutto 14. Hanno organizzato un sistema per spartirsi tra di loro gli appalti in zone rientranti nel Triveneto e poi in altre zone del territorio nazionale operavano sempre questo gruppetto di imprese stabili aggregando di volta in volta poi delle imprese locali. Diverse e importanti le stazioni appaltanti coinvolte nelle sedi delle quali i finanzieri stanno acquisendo documenti: Autostrade per l'Italia, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Veneto Strade, Autovie Venete, commissario per l'A4, concessioni autostradali venete, commissario per l'emergenza traffico in provincia di Treviso e Vicenza, le società che gestiscono gli aeroporti di Trieste, Treviso, Venezia, Verona e Bologna, la regione Friuli Venezia Giulia e le società competenti per i porti di Trieste e Monfalcone. Abbiamo verificato, ma lo approfondiremo anche all'esito di questa attività odierna, una serie di gravi problematiche sia nell'esecuzione delle opere. E parlo di forniture di materiali non conformi e correlativi reati ipotizzati di frode nelle pubbliche forniture. Poi c'è un aspetto ambientale anche che stiamo verificando. Perquisizioni e sequestri delle fiamme gialle hanno riguardato 120 società e 220 soggetti. Nessuno è stato ancora arrestato, un centinaio le persone indagate, ma potrebbero diventare di più. Al momento sono circa un centinaio, ovviamente l'indagine è ancora in corso, si dovrà fare poi il riepilogo della situazione in base agli elementi che saranno acquisiti anche all'esito delle attività odierne e quindi è un numero assolutamente suscettibile di modifica. Nessun politico coinvolto, come hanno detto gli investigatori. Poi CAV, concessioni autostradali venete, gruppo Save, Autostrade per l'Italia fanno sapere di essere parte offesa nell'ambito di queste indagini. Ora il batterio killer, la Procura Vicenza è al lavoro per ricostruire tutta la catena di chi ha utilizzato e come il dispositivo. 2 ex direttori sanitari dell'ULSS 8 sono indagati, ci sono possibili futuri sequestri. Le indagini sono in corso, si sta lavorando, l'ufficio ha preso molto a cuore questa vicenda, quindi sono in corso tutti gli accertamenti necessari. Sta lavorando passo dopo passo la Procura di Vicenza sulla vicenda del batterio killer Chimera che in Veneto ha fatto 6 vittime, di cui 4 a Vicenza. L'inchiesta è in mano al PM Parisi, che fa parte del pool di magistrati coordinato dal procuratore aggiunto Orietta Canova, che si occupa di reati legati alle attività professionali. Dopo il primo atto dettato dall'urgenza, ora lavora per tutti quelli che vengono definiti accertamenti collaterali, il che significa che oltre a indagare sulla morte dell'anestesista Paolo Demo, i magistrati dovranno ripercorrere tutta la catena di soggetti che hanno avuto a che fare con il dispositivo, con chi ne è venuto a contatto anche come paziente. Non si esclude in futuro il sequestro di cartelle mediche dello stesso dispositivo. Nel momento in cui sarà necessario verranno acquisite anche tutte le documentazioni sanitarie relative, però è un lavoro che deve essere fatto step by step. Da accertare ad esempio come mai il dispositivo all'ospedale di Vicenza sia stato sostituito solo nel maggio del 2017, quando l'azienda costruttrice già nell'estate del 2015 aveva scritto a tutte le strutture ospedaliere che ne erano dotate avvisandole del rischio. Da qui la decisione della Procura Berica di indagare per omicidio colposo 2 ex direttori sanitari dell'USL 8. A dare avvio all'indagine l'esposto dei familiari di Paolo Demo e fondamentale
fondamentale, è stato il suo diario di 2 anni di calvario. Fa parte dei documenti importanti e necessari per la valutazione di tutta la vicenda, quindi è un caso anche del tutto particolare avere potuto avere una documentazione di questo tipo, senz'altro, e quindi ha il suo peso, però poi attraverso questa abbiamo, come dire, l'occasione per conoscere e poter andare ad approfondire altre strade. E adesso ancora per la cronaca nel Padovano, nelle prime ore del pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Croce di Ferro a Casale di Scodosia per un'auto finita fuori strada nel fossato. Deceduto l'anziano alla guida, trovato fuori dall'auto, presumibilmente stava tentando di raggiungere la strada per chiedere aiuto alle automobili di passaggio quando Bruno Galetto, 85 anni, si è sentito male. Il personale del SUAM 118 ha potuto constatare poi la morte dell'uomo, una volta intervenuti sul posto, così come la polizia stradale e la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei pompieri di Este sono terminate dopo circa 2 ore. I carabinieri di Carmignano del Brenta hanno sorpreso un uomo mentre rubava le offerte dalle cassettine di una chiesa. Lo hanno sorpreso mentre tentava di rubare il contenuto delle cassettine delle offerte nella chiesa di San Nicola di Olmo di Creazzo e lo hanno arrestato. I carabinieri di Carmignano di Brenta hanno individuato un 45enne di origini calabresi, da anni residente a Vicenza, sospettato di aver rubato le offerte in molte chiese delle province di Padova e Vicenza. Ad accorgersi il parroco della chiesa di San Pietro in Gu, che, insospettito per uno strano calo delle offerte raccolte, aveva sorpreso l'uomo all'interno della chiesa in atteggiamenti sospetti. I militari hanno iniziato a pedinare il 45enne fino all'arresto. Solo dopo si è scoperto che lo stesso giorno il calabrese aveva rubato anche nella chiesa di San Nicola di Taggì di Sotto e in precedenza aveva visitato la chiesa di Poiana di Granfion e quella di Torri di Quartesolo. Vicino a San Marco, a Venezia, non si può andare con il monopattino, lo ha imparato a proprie spese il papà di un bimbo di 4 anni. Multa di 66,80 € perché un bimbo di quasi 5 anni sfrecciava in piazzetta dei Leoncini accanto alla Basilica di San Marco su un acceleratore di velocità. Per regolamento, infatti, a San Marco non si può andare nei monopattino né con quelli che vengono definiti acceleratori di velocità, appunto. Il fatto risale al 19 settembre. Il papà del bimbo, un 45enne veneziano, è stato richiamato per la notifica della multa. Non la sanzione minima di 25 €, ma il doppio, 50 € più spese, per un totale di 66,80 €. La versione del comune è che l'uomo, rivendicando la propria venezianità, si sia opposto agli inviti degli agenti di fermare il bambino, perché dava fastidio alla gente in piazza e creava pericolo. Per questo, davanti al rifiuto di intervento, è scattata la multa. La violazione non è stata contestata sul posto, perché ai vigili mancava un supporto cartaceo. È arrivata a casa del trasgressore. La norma violata è l'articolo 28,2 del regolamento di polizia urbana, che vieta certi giochi sulla pubblica via in determinate fasce orarie. Sindaci in prima linea contro la riforma delle banche di credito cooperativo, un primo cittadino nell'Alta Padovana, sentiamolo. Contro la discussa riforma delle BCC, gli istituti di credito cooperativo, scendono in campo anche i sindaci. Per loro è forte il timore che la riforma tolga risorse e investimenti dal territorio, danneggiando risparmiatori, artigiani e piccoli imprenditori. Siamo preoccupati anche di questa, ancora una volta parliamo di autonomia, ma questo è togliere autonomia se ci portano via anche gli istituti di credito cooperativo. Questo è veramente preoccupante. Le BCC in un certo senso possono costituire un baluardo dell'autonomia calata a livello locale, una garanzia a tutela dei risparmiatori e anche dei piccoli comuni. Nonostante quello che è successo con le banche Vicentina, la Popolare Vicentina e Veneto Banca, è chiaro che dobbiamo sicuramente stare attenti, però è il territorio, insomma è il nostro territorio, lo dobbiamo salvaguardare, soprattutto adesso, perché io ci credo fermamente, è l'unica cosa che ci è rimasta della nostra autonomia. I controlli necessari nell'ottica di una maggiore solidità sul territorio, secondo i primi cittadini, possono essere fatti anche direttamente a livello locale, affidandoli ad amministratori capaci di avere sempre il polso della situazione e di accorgersi, se serve, di campanelli d'allarme e irregolarità. Anzi, vengono controllati sicuramente meglio. Se sei sul pezzo ti accorgi, ma se ci sono altre persone sul pezzo ti devi fidare, ma se ci sono le persone per cui tu hai dato fiducia è chiaro che hai il ritorno.
È una bufala quella del maxi stipendio alla nuova addetta stampa del comune di San Donà di Piave, così il sindaco Andrea Cereser, arrabbiato per quanto accaduto, è riportato e annuncia querele. Una bufala la notizia che la nuova addetta stampa del suo comune, San Donà di Piave, percepirebbe uno stipendio da 140.000 euro. Falso anche il fatto che la stessa sia stata anche l'ex portavoce del PD, partito cui aderisce anche lo stesso primo cittadino. Parole con cui il sindaco Andrea Cereser smentisce categoricamente quanto riportato oggi da un noto quotidiano locale. È falso che fosse il portavoce del PD, e il PD ha inviato una smentita. È falso che prenda 140.000 euro all'anno, visto che trattasi di 32.000 euro all'anno e i 140 sono la somma di 5 anni di incarico. Già pronte querele ed esposte a tutto campo, compresa una segnalazione all'ordine dei giornalisti del Veneto, lo sfogo sempre di Cereser. Fake news purtroppo è stata scritta da un giornalista iscritto all'Albo e spero che l'Albo faccia tutte le verifiche del caso, perché non se ne può più di perdere tempo a correre dietro delle falsità, compresa anche una denuncia per danno d'immagine, visto che sono tutte notizie false. La nuova addetta stampa in questione, che prenderà servizio dal prossimo 1 dicembre, assunta insieme ad altri 6 nuovi dipendenti comunali. Il giornalista ha letto la determina, visto che in prima pagina c'era un importo di 140.000 euro, senza andare a leggere però il contenuto e vedere che quell'importo riguardava 7 persone assunte nel corso del 2018. Anziani indigenti e padroni di animali domestici, se hanno difficoltà con visite e vaccinazioni per i propri animali, arriva in soccorso la Regione. Non solo cagnolini, ma anche gatti, coniglietti, tartarughe, criceti ed altri ancora. Se è vero che la compagnia di questi animali riveste un ruolo sempre più importante nella sfera degli affetti personali, a qualsiasi età, per gli anziani può diventare un autentico conforto contro la solitudine, oltre che un valido aiuto nei percorsi terapeutici per malati oncologici. E la pet therapy, non a caso, è ormai una pratica riconosciuta e sempre più diffusa. Ma cosa fare quando ad esempio la pensione, in alcuni casi troppo magra, dopo le spese per affitto, cibo, medicine e bollette, si esaurisce impedendo al nonno o alla nonna di provvedere come si deve alle cure del proprio cagnolino? Niente paura, ci pensano la Regione Veneto e l'ULSS. Io direi che questo però lo vogliamo far diventare, dopo questa fase sperimentale, una legge regionale. Una legge regionale in cantiere per l'anno prossimo per facilitare e favorire l'accesso alle visite veterinarie agli animali di compagnia appartenenti ad anziani in condizioni di indigenza economica. Un servizio che a Conegliano ed in tutto il distretto sanitario di Pieve di Soligo è già realtà. Grazie all'accordo tra azienda sanitaria, Rotary Club e medici veterinari, da oggi gli anziani che non se lo possono permettere potranno visitare, vaccinare e dotare di microchip gratuitamente i propri piccoli amici. Perché prendersi cura di loro significa in fin dei conti prendersi cura anche delle persone a cui fanno compagnia. Arcinoto, chi si occupa di pet therapy, una volta si chiamava, adesso TAEA, sa bene che la qualità della vita in termini di autogestione, di mantenimento dello stato fisico, di interesse, di relazioni sociali passa anche ed è migliorato attraverso la presenza di un pet, cioè di un animale da compagnia. Per usufruire del servizio sarà sufficiente rivolgersi agli uffici del proprio comune di residenza. Fa presente questa sua esigenza all'assistente sociale, a chi lo assiste, insomma all'impiegato del comune, il quale semplicemente ci manda una comunicazione, viene semplicemente lì e viene fatto quello che si deve fare, quindi visita, vaccinazione, se del caso la microcipatura e anche la sterilizzazione a totale titolo gratuito. Ci fermiamo qualche istante, poi andremo a Venezia per la Madonna della Salute. Torniamo in diretta e subito le parole del Patriarca di Venezia in occasione della Festa della Salute. In una basilica gremita di fedeli per la Festa della Salute, il Patriarca Francesco Moraglia dedica la ricorrenza a tutti quanti sono perseguitati a motivo della loro diversità, invocando su di loro la benedizione della Madonna. E rilancia l'idea di Venezia come città dell'accoglienza, con un riferimento non troppo velato al governo in carica. In un tempo di forte conflittualità, in cui lobby, nuovi movimenti, vecchi partiti
tutti sembrano andare per conto proprio. La nostra città è da sempre invece luogo di incontro fra uomini e culture, spazio fecondo di una convivenza che valorizza le giuste e legittime differenze nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e quindi l'accoglienza di ogni uomo. Per il patriarca il problema non è però solo chi si oppone all'accoglienza, ma anche chi rimane indifferente di fronte alle persecuzioni. L'indifferenza, scandisce, è il primo male verso le minoranze, un male che apre la strada alla nostra intolleranza. Affidiamo alla Madonna della Salute le minoranze perseguitate nel mondo, i cristiani e in modo particolare Asia Bibi e la sua famiglia. L'indifferenza genera ogni tipo di crimine, non facendo argine, non ottenendo resistenza, lasciando soli i perseguitati. L'indifferenza, alla fine, è soltanto una forma di vigliaccheria che fa male a chi è vigliacco e poi alla società in cui il vigliacco vive. L'indifferenza, insiste il patriarca, è e rimane vigliaccheria, anche quando viene presentata come equidistanza, non ingerenza o intelligente neutralità. Ossia non schierarsi, oppure schierarsi dalla parte del più forte contro il più debole, dalla parte dei persecutori contro i perseguitati, dalla parte di quanti si rifiutano di tendere la mano a coloro che domandano aiuto e doverosa accoglienza. Resta il tempo di ricordarvi che questa sera 20:10 puntata speciale c'è lo storico batterista dei Pooh Stefano Dorazio per presentare il suo nuovo libro Mai sposarsi. È tutto per questa edizione del telegiornale, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Giornata prevalentemente nuvolosa, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, ma senza piogge. Nel pomeriggio tempo solo in parte soleggiato, con un cielo tra il parzialmente e l'irregolarmente nuvoloso. Temperature minime tra lo 6 e i 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra gli 8 e gli 11 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo il cielo sarà nuvoloso coperto, con possibile qualche debole pioggia locale, più probabile eventualmente sulla costa. Temperature minime tra i 7 e 9 gradi, valori massimi oscillanti tra i 10 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Su gran parte della provincia condizioni piacevoli con un'alternanza di sole e nuvole su tutti i settori. Le condizioni nel tempo sono ancora determinate dall'alta pressione, ma le massime d'aria divergono leggermente più umide. Temperature minime tra i 6 e 8 gradi, valori massimi oscillanti tra gli 11 e i 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.